Era nascosto qui nel vano airbag di quest'auto il mezzo chilo di marijuana che due albanesi, noti trafficanti di droga, avevano recuperato in via Configliacchi a Padova e, nascosto all'interno di una busta della spesa, era pronto per la consegna. A notare i due alcuni poliziotti della squadra mobile che hanno avvisato i colleghi delle volanti, che hanno subito fermato l'auto sulla quale stavano viaggiando. Al momento del controllo i due sono apparsi nervosi, tanto che uno ha tentato di fuggire. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno scoperto il vano creato all'interno dell'airbag apribile grazie a un meccanismo azionato da un magnete. All'interno, in una busta di plastica, era nascosto mezzo chilo di marijuana, ma il quantitativo di droga più ingente è stato trovato a casa dei due, che sono stati arrestati: 5,5 kg di cocaina, oltre 5,5 kg di marijuana e quasi 10 kg di hashish, tutti sottoposti a sequestro. In casa è stata recuperata anche una pistola.